farcela tutta. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo all'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, siamo in qualificazione al nono posto, però siamo sesti per la penalizzazione di parecchie macchine a questo punto, perché abbiamo coperto addirittura 3 posizioni, quindi molto bene. Qua andiamo giù. Vabbè, rischiamocela, dato l'ultima gara. Vai! Ok raga, andiamo, cerchiamo di non fare errori. Vai! Albon ci supera. Ma ci teniamo la posizione. Oh, finalmente una partenza decente. Ok. Uff. Che rischio, ti prego, no cagate. Gran sorpasso, gran sorpasso. Divertiamoci in quest'ultima gara. Ok, è un buon inizio, continua così. Grazie Bomber, grazie. Abbiamo pochissima benzina, dobbiamo sfruttarla nei primi giri e poi amministrare. Questa è la tactic. Abbiamo Perez che sta rallentando, anche Vettel a mio parere. Dobbiamo stare tranquilli e aspettare. Ho solo un trasferimento comunque. Comunque Hamilton campione del mondo, vediamo se rimane in Mercedes o se cambia. Vuole provare una nuova sfida, ma rivenire proprio in Ferrari. Abbiamo un contratto ancora con la McLaren, dobbiamo vincere qualcosa con la McLaren. Stai perdendo ritmo, Lo abbassa so. l'erogazione delle RS prima di arrivare al limite. È dura stare dietro a Vettel, alla Ferrari e alla Mercedes. Piccola interruzione telefonica. Ok. Adesso vediamo. Non dare gas. Vai. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Mamma mia. Ok, cerchiamo di stare almeno davanti a Kimi. C'è Kubica. Ok. E adesso vediamo. Se riusciamo a guadagnare qualcosa. Abbiamo fatto la sosta prima di tutti. Quantomeno mi basterebbe mantenere la quinta piazza. Il traffico c'è, ma questi devo superarli senza perdere niente. Ok. Il traffico c'è, ma qualcuno va in box per fortuna. Ok, devo superare subito il Grosjean e perdere meno tempo possibile. No, mi butta all'esterno il Grosjean. Gran sorpasso, non ho perso un cacchio. Tutti pazzi per Giovinazzi. Ok. Devo spingere veramente tanto, Ok. E ci prendiamo anche il Giovi. Benissimo. Splendido, bella mossa. Sta ricominciando la scalata. Dobbiamo tenere almeno il quinto posto qua, l'ho frenata un po' troppo. Dobbiamo spingere come di cioccolataio Besi, questo è l'obiettivo. Cioccolataio Besi. Non a piazza. Queste sono le mai gomme.
Sono le gomme McLaren queste, le medie. Ah, vado un po' lungo qua per tirare troppo. Faccio degli errori che non vanno bene. Cercando di spingere faccio peggio, bene. Anche se faccio la mia miglior prestazione. Siamo noni. L'importante è mantenere la quinta piazza. Abbiamo la Ferrari che ha già fatto la sosta, immagino. Sarebbe troppo bello se no. Dobbiamo capire se riusciamo a prendere la posizione sulla Racing Point. Speriamo. Ricciardo che comunque è in difficoltà rispetto a noi, però c'è Verstappen con le soft che ci sta frantumando. Il primo valzer dei box è finito, siamo rimasti quinti, ottima cosa. E adesso bisogna gestire, stare attenti perché Max sta rompendo leggermente i maroni con le soft. Devo tenere un po' più giri tengo, meglio è, perché dopo comunque le sue gomme cominciano a usurarsi. 6 secondi da fetta, quindi ho anche recuperato un secondino con le soste e tutto. Il problema è che Max è un osso durissimo. È un rompimarone di categorie alte, Max. Se voglio ottenere la posizione devo realmente fare il tutto per tutto. Sono abbastanza sudato, primo per il caldo, 2 per Verstappen. Ok. Adesso sei nella top 10. Circa da 10 ore, però va bene, vecchio. Va bene così. L'ultima gara. È per tutti l'ultima gara, dai. Vedi che Verstappen fa più fatica perché le sue gomme cominciano a usurarsi. Detto io. Avere tranquillità. Purtroppo sono gare ancora dove non riusciamo a lottare con i primi, ma ragazzi, per la prima stagione con la McLaren è già tanto essere qua. Attenzione Max. Attenzione Max. Ok, hai perso una posizione, siamo sotto di una. Max mi ha fatto fuori, ma lo rifaccio fuori io. Che sorpassone su Max. Lotta vera con Max. Che bello lottare con Max. Lotta purissima con Max. Dai fioi, dai. Il carburante al target -1, Mi fa piacere. del motore. Il
distacco dal tuo compagno di squadra è 10,3 Occhio. secondi. Distacco dall'auto davanti 9,0 secondi. Vado un po' lungo, fuori Alcune Sainz. informazioni su Sainz. Il problema è così grave da costringerlo al ritiro. NSFT niente. Niente da fare. Niente da fare purtroppo, speravo io. E poi mi dai maroni. Ok, faccio un cambio 3. Ciao. È stato bello. Trovo la staccatona. Speriamo e preghiamo. Per il momento teniamo la posizione, ma che fatica raga, che fatica. Una fatica quasi inaccettabile. Le sue soft si sentono, ancora non vogliono crollare. Però insomma, hanno già fatto qualche giro, quindi le mie stanno ancora bene. Meglio le medie a posto che le soft messe male. Ci stiamo avvicinando. Giochiamo la gara qua, non dobbiamo perdere gomme medie. la posizione su Verstappen nonostante le sue soft. Dobbiamo fare l'impresa. La sosta è prevista tra il 17esimo e il 25esimo. E dopo avremo la stessa gomma. Ci giochiamo tutto qua per il quinto posto, anche perché altre posizioni purtroppo salvo ritiri sono impossible. E adesso purtroppo il DRS rompe i maroni. Box, box, box insieme a Verstappen. E adesso, per favore. Vai, vai, vai. Sarà in gara l'uscita dai. Yes. Pronti, vai. E guadagniamo anche. Problemi per Max. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Problemi per Max. Quella era l'ultima. Ok. E adesso tocca a noi. Per mantenere la 5 position. Ti consigliamo di passare al Mix 2. Carburante al Mix 2. Gomme belle lucide. E pronti a spaccare i culi. Buono, buono. Veramente stati lentissimi i box quelli della Red Bull. Adesso ce ne possiamo andare. Ricciardo andrà ai box 1 o 2 giri dopo, però se lo superiamo prima meglio. Facciamo la staccatona lunga, 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 lunga. Abbiamo provato qualcosa di abbastanza impossibile, ma noi siamo pazzi, lo sapete. L'importante è non danneggiare le altre macchine, finché danneggiamo solo noi, cacchi nostri. Mancano 11 laps. Non va ai box purtroppo, ma ce lo pappiamo adesso. Ce lo pappiamo adesso. Va Ricciardo e ancora un sorpasso all'esterno molto positivo. Ok, veramente devono ancora andare Magnussen e gli altri. Dai, vediamo bene sta cacchio di stagione. In questa notte araba.
Ok. Gara tranquilla comunque, a parte il ritiro di Sainz. Noi teniamo per la nostra miglior prestazione. Ecco, questa sbavatura potevamo anche evitarla. Almeno non c'è traffico. Per il momento nessuno davanti va ai box, speriamo bene, ma attenzione, addirittura fastest. 4,4 secondi. Non durerà, ma abbiamo la soddisfazione di aver fatto, infatti, giro record di Verstappen, ma abbiamo fatto il fastest per 2-3 secondi. Che bello. Che gran giro. Verstappen è furioso. C'è Gasly nono. Beh, da mantenere il quinto posto assolutamente. Ok ragazzi, ci siamo stabilizzati al quinto posto, i pit sono finiti, abbiamo Verstappen a 2,7 però, 7 secondi. E Verstappen a 2,7 non è piacevole, con il giro record fatto, però possiamo comunque dire la nostra. Il distacco dalla vettura che ti precede è 15,2 Perché secondi. c'è Verstappen e Gasly abbastanza vicini, quindi tanti attaccati, se ne perdiamo una ne perdiamo due di posizioni. Voglio arrivare quinto, voglio finire bene il mondiale. Inizia l'ultimo giro, ci sarà durissima tenere Gasly e Verstappen dietro. Mamma mia, dai che voglio chiudere quinto. Uno e 4 di un mio secondo di vantaggio. Le gomme anche finite, ai ai ai. Però il vantaggio c'è, dai che starà lottando tra di loro i deficienti. Il ritirino lo superiamo abbastanza bene. Se non facciamo errori macroscopici ci teniamo la quinta piazza. Verstappen supera Gasly, Gasly supera Verstappen, grazie che si stanno rimbambendo da soli. Il godimento è atroce. L'ultimo giro di questa prima season. Vince ancora Gigi. Vince ancora Gigi, incredibile. Il campione del mondo Gigi vince, mamma mia. La Ferrari comunque ha vinto il costruttori, Torna a vincere qualcosa la scuderia di Maranello. Sarà felice il Drake o il Drake, a voi come sempre la scelta finale. Yes, fireplace. Quinta posizione importante. Si fa ben sperare per il prossimo anno. È finita, che stagione! Hai fatto davvero un ottimo lavoro quest'anno. Sì, A sì, è volte è vero. stata dura, ma siamo sempre riusciti a cavarcela. Sì. E la Ecco. Mercedes ha ottenuto una grande... I Toto piloti si Wolff. avvicinano al podio dopo una gara che definirei fenomenale. Oh, Perez terzo, Ancora una very volta la vittoria compliment. aspetta le frecce d'argento. Un successo E finisce meritatissimo la per la stagione. Mercedes. Luca Filippi, dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista? Chiudiamo settimi Charles Leclerc ha a dimostrato a 109 tutti di punti. avere Dopo la i 6 stoffa del marziani campione. ci Ha sono corso una io. gara quasi perfetta, sono Costruttori rimasto a vince la bocca Ferrari aperta. per 20 Ora punti. vediamo la classifica costruttori. La Ferrari è ormai raggiungibile per le sì. altre scuderie. Il team italiano si aggiudica Giro un altro record campionato di costruttori. Max. Finisce la prima carriera, la prima stagione della carriera. Comendea. Una carriera a volte beffarda, ma pur sempre bella. Oh, E tu che ne primo dici? dei rivali. A chi? Stai andando oltre ogni aspettativa. Dici che ti abbiamo sottovalutato. No.
che sono contento. Pensi di essere stato fortunato a non finire la gara con quell'incidente? Ma stai Beh, grazie grazie la lo stessa, mamma mia. Ah, è andata. Prossimo anno obiettivo stare davanti almeno a una delle due, a una delle 6 macchine irraggiungibili, diciamo. Ok. Boom. Bel lavoro in questa stagione. Stai andando bene. Siamo in un'ottima posizione Sì. contrattuale. Adesso- Inoltre, la mia commissione aumenta. Cara. Togliti la pausa. Vuoi dire qualcos'altro Sì. tu? Adesso devo chiedere un contratto maxi per cercare di sviluppare velocemente la macchina, questo è l'obiettivo. Ok, andiamo a stare in McLaren. Allora, qualifica prevista, vabbè, gara nona, primo pilota, difficile, 3, 3 e 3, vediamo. Pare che non accetteranno Cazzo. la nostra proposta. Proviamo a farne Efficienza pit un'altra. stop 1. Non penso. Le Yes. nostre richieste No. sono eccessive. Dobbiamo scendere a qualche compromesso. Allora rischiamo. Efficienza pit stop nessuno. Bene, la proposta Godo. sembra a posto. Entrambe le parti l'hanno accettata, quindi entrerà Cazzo, in 2000 vigore punti a c'ho. partire dal prossimo weekend di gara. Allora. Ci sviluppiamo. Siamo quartultimi. Io direi di fare boom. Ok, questa non possono sviluppare il più possibile allora. 5,96. Ok. Non ce la facciamo. Qua neanche. Ok, 366 punti ce li teniamo allora. Ok. Ok, in Australia speriamo di migliorare tutto e superiamo il team asse sicuro, la sim point forse. Allora vediamo la classifica. Hamilton, ripeto, vince la classifica piloti, la costruttori, la Ferrari, non salti bene anche nella costruttori, e vediamo il nostro cosa abbiamo combinato. Allora, siamo partiti con 10° posto a Melbourne, 9° a Sakir, 7° Shanghai, 11° Baku, 12° Barcellona, crollo Monegasco con un ritiro, 8° Canada, ritiro alle Castelle, 5° posto Spielberg, 3° Silverstone, 10° Hockenheim, 5° Budapest, 7° Spa, crollo Monziano, 6° Singapore, 3° Sochi, 12° Suzuka, 7° Stato del Messico, 8° Austin, 6° San Paolo, 5° Abu Dhabi, migliorando. Diciamo che il momento migliore è stato sicuramente il 5° posto d'Austria e il 3° di Silverstone e il 5° di Budapest, diciamo quelle 3 su 4. Ok, bene raga, un saluto del Comodore Veneziano, la prima stagione è andata.